un momentito, vogliamo vedere. Questo si incazza e dice, oh, arrivano questo uovo, rompo tutto. Sì, Ma che cazzo? si vede che la fatica lo ha fatto. Oh, forse non era sbagliato anche lui. Allora da lì, dopo che abbiamo mangiato, dopo che abbiamo brontolato e tutto, usciamo, c'era, c'era questa fontana pubblica che tutti bevevano l'acqua da lì, si butta a bagno dentro la vaschetta, dentro il vascone, si butta lì, Nudo completamente. arriva, forse in mutande, arriva gente del paese, prende il fucile e comincia a hijo de perro, vuol dire figlio di un cane, se non va chiamato, io mi sono messo in mezzo, è difficile, mi sono messo in mezzo e ho detto, esci mio fratello, esci mio hermano, lascia stare, ha fatto uno sbaglio, Giacobbe, esci fuori, e lui era sempre, sì. Allora a quello ho detto, lo sparo, lo ammazzo, ho detto lascia stare per favore, ce ne andiamo, e allora ce ne siamo andati. Poi la sera abbiamo fatto un colle, prende la bici, in salita non andava, in discesa comincia a camminare come un pazzo, gli ho detto, Giacobbe, basta una pietra, basta un cane, basta un fosso, ti roviniamo il viaggio. Ma che me ne porta? Parte, Era un po' andato di testa. arriva al paesetto giù nella discesa, arrivo lì, stavo bevendo una birra prima che arrivo io. Perché siccome avevamo fatto una piccola colletta, avevamo messo 5 dollari ciascuno e dovevamo finire quei 5 dollari mangiando, e poi mettevamo altra somma, ognuno la sua. Arrivo lì, quando mi ho visto arrivare, ho buttato la birra. E quello ti giuro mi ha fatto male. E poi avevo sette, che cazzo potevo aspettare? Io mi sono fermato magari per fare una foto o guardare il paesaggio, scendevo piano perché la discesa ti rovina. Certo, certo. Da lì allora non so che cosa, mi fa, la bicicletta non è per me, stanche, sono queste salite, c'è caldo, già, come, dai, piano piano, ci troveremo anche di pianure, troveremo anche. In quel momento stavamo seduti lì, passa una macchina tedesca con un imperiale sopra, lo ferma e comincia a parlare tedesco perché parlava in tedesco lui, ha detto libero, adios, ha messo la bici sopra, Quindi quanti giorni avete fatto assieme? 2 giorni e mezzo. 2 giorni. Prende la bici, siamo un abbraccio, partiamo, fa un buon viaggio, questa volta è finita. Non l'ha più sentito lui? No, arrivo a Panama City, Mhm. Avenida, non mi ricordo come si chiama, vado lì, c'era questa, si chiama Casa Mesa, una casa mesa sarebbe dire che mangi e dormi per poca roba, erano tutti turisti, andavano lì, arrivo lì, mi danno questo indirizzo, arrivo lì, stavo forse scrivendo il mio diario e sento libero, ed era lui che era lì, e vabbè, ecco, e la bici, e l'ho venduta, ho recuperato 50 dollari, e ho Sì. venduto la bici, ho venduto tutto il bagaglio, poi ho recuperato i 100 dollari e l'ho venduto. Ho detto, adesso ti pago da bere perché ho fatto un po' di soldi. Ho detto, dice, mi dispiace, dice, no, no, tu sei speciale, dice, io non ce l'avrei fatto. Ho detto, perché dice non ce l'avresti fatto? Nemmeno io non sicuro di farcela. Io dicevo sempre che ce la facevo, però a vedere come fa. E da lì è poi stato, poi non l'ho visto mai più, no. Mhm. Poi ho incontrato molta altra gente. Era una specie di hippie questo, veniva così un No, non po'. era manco Nip, no, 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 c'aveva poi i capelli un pochettino lunghetti, però no, no, anche manco, non era Mm. proprio la droga, no, non c'era la droga. Era uno Secondo me spirito forse non, libero anche lui. secondo me forse non fumava droga, ma le sigarette fumava, Mhm. perché non le Sì, ma rullava, di questo di cosa perché stava lì? Di cosa viveva beh, questo? girava, aveva un po' di Girava. soldi, sì, Certo, come, no, hippie in quel senso sì, dico, sì, ma sì, non nel senso. no, come ho incontrato ho incontrato un altro francese, ho incontrato altri italiani, dove con un francese abbiamo fatto un vulcano a più di 5.000 metri, lui è stato ferito da una pietra, Ah, della pilli. e Sì, sì. siamo saliti questa vezza, eravamo su, c'era già il caldo, si cominciava a ballare la terra, siamo voluti avvicinarsi, poi è arrivato questo zolfo, il zolfo Sì, è sì, sì, le saltato, esalazioni, e sì, poi è sì. arrivato queste pietre che già eravamo in costone, già ormai il In che, vulcano, in che stato eri? in Guatemala. Guatemala. Mm. Beh, quello è esploso da poco, non so se hai sentito, è il Mhm. vulcano di fuoco. Sì, Da sì, sì, poco? sì, sì, ha fatto molti, ha Sì, ha fatto fatto anche. molti morti. Io ho Mm. dormito in una casa dove quello non c'è più. Ehi, vedi? Abbiamo dormito lì, con lui. Abbiamo dormito con questo, francese, Michel, si chiama anche lui, Michel, adesso ce l'ho l'indirizzo a Parigi era. E poi siamo rimasti lì e poi
lui faceva autostop e io poi mi ho preso la mia bici e la bici io quando facevo il vulcano l'ho lasciata in posto sicuro, capito? Lì. Questi sono, allora, i tuoi diari sono esattamente identici a come li avevi scritti in un primo momento? Ci sono delle parti che hai aggiunto poi, Dagli altri? cancellato? No, va bene. In generale, dico, a parte questi, no? Questi sono originali. No, ma gli altri, come diceva mia moglie, ci sono delle parole che a volte non le puoi combinare con giusto, giusto, giusto. Poi ci sono cosettine che magari, non so, trovi una ragazza, magari poi dici, poi abbiamo passato la serata insieme, poi nel Cepinidi ho trovato questa ragazza, questa francese, non c'era, era nel campeggio, gli ho detto facciamo un giro in città, metti il sacco a pelo dentro la mia tenda e poi quando ritorniamo abbiamo preso uno di quei push push, quelli che bici indiane, hanno pagato per dire 2 rupee per fare un giro del paese e lei ha messo lo zaino dentro la tenda e poi vabbè, voilà. siamo capiti. No, niente capito. Quando siamo arrivati c'era questo, il taxista, il ristoratore che faceva apposta, eravamo dietro e faceva qui per guardare. Allora, poi alla fine quando siamo arrivati mi ha detto che faceva 2 rupee, mi ha detto no, non ti do soldi, vieni con noi. Abbiamo portato al ristorante, abbiamo mangiato al ristorante, era più che altro contento. Certo. Dopo di lì Brigitte le ha fatto, questa francese, le ha fatto il bacetto, era una maledetta, però poi le ha avuto più tardi perché poi quando ci siamo lasciati abbiamo messo la tenda, non ha coricato, però siamo rimasti lì e poi il bacetto e poi ci siamo lasciati meglio così. Certo. Però guarda, quelle cose le ho scritte un po' come magari differenti, ho detto questo bacetto, ho aggiunto, se sarei stato con Michelle, a chi l'avrebbe dato? A me, cose così, ma altrimenti ci sono poche cose che... A parte che ho scritto questo di Non Kai, che non l'ho scritto nel diario. Ecco, questa cosa di Non Kai, non l'hai scritta perché secondo te? Perché non volevo, magari, mi sembrava a me un disonore di aver fatto il carcere. Sono cose avevi una colpa? No. Non avevi nessuna colpa? No, così, vabbè, avrei dovuto forse insistere che mi fanno qualcosa, non lo so. Perché in quei paesi non sai come, non capisci la lingua. Per come la vedo io, la colpa è ben altra cosa. Lì c'era una persona alla frontiera che ti ha detto che potevi proseguire così, tu ti sei in buona fede affidato. Se no mi sarei passato vicino. Certo. È così. Poi il viaggio in Sud America com'è stato? Beh, Hai fatto molte montagne? beh sì, molto. Sì. Le Ande? Le Ande abbiamo fatto forse una decina di colli, più di 4.000, 4.300, 4.500. I nomi tutti non ce li ho, però basta guardare le carte, perché alle volte non c'è scritto il colle, il nome come in Italia e in Francia. E basta guardare te le ritrovi, sapevo l'altitudine pensa poco. E poi l'ultimo grande collo che ho voluto fare quella strada della Paz, che sarebbe Chacaltaya, che lo trovi nel collo Chacaltaya, la stazione di sci più alta del mondo. Numero 3, della strada sale a 5.314 metri. 5.300? 14 o 18, ma comunque siamo lì. Com'è pedalare a quella quota? Sì, però senza bagagli lì, avevo lasciato tutta la pazza, ero salito solo con il sacco a pelo e la borraccia, un po' di frutta nel piccolo per passare la notte, però non ho dormito lì perché dovevo ritornare perché finisce lì la strada, quindi ritornavo perché c'era questo hotel. Era estate quando eri lì? Beh, allora lì era qualche giorno prima di partire, era dicembre, però, scusate un attimo, faceva un bel tempo. Scusate, allora, questo è il numero 3? Faccio vedere? Non ha la copertina. Sarebbe e non ne ha questo. Però sto dando per esclusione. 9275, sì. È questo, vero? Il numero 3? Perché sì. questo è il numero 1, 2, sì, questo è 3. Sì. Ok. Quindi il 74 è racchiuso in 2 quaderni? Mi è sembrato di capire che già qui sei a fine 74. Questo forse anche inizio 75. Questo è nel Laos. Ancora nel Laos? Domenica 75, esatto, guarda, 3 febbraio 75. Quindi 2 quaderni fino ai primi del 75. Guarda, ho ripreso come d'abitudine la mia bici dove ce l'avevo da questi francesi che... Però in proporzione hai scritto di più quando eri in Sud America. E in Australia. Può darsi, sì. Sto notando questo. Che magari ho visitato di più. C'era più vita forse, più incontri umani. Avevo più contatto con la gente, più Dove? dialogo in Sud America. Sai cosa secondo me anche?
che avevi acquisito maggiore dimesticazione nella scrittura e quindi ti veniva più facile scrivere, no? Scrivendo ogni giorno ti esercitavi. Servirebbe un foglio bianco, ce l'hai Francesco? No. Un foglio scrivo in un fogliettino piccolino numero 3, perché mancando la copertina. Poletta? Glielo dai un piccolo fogliettino che possa incollarlo A fianco alla... sai, piccolino, Un di quelle fogliettino piccolo, aziendine, diciamo